Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Siori e siore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette! il podcast delle chiacchiere perfette. Dove si parla di tutto e di niente. Abbiamo un ospite speciale oggi. Super speciale. In tanti ci avete chiesto una puntata sullo sport e noi chi potevamo portare se non La regina. la regina dello sport? Abbiamo qui con noi una campionessa europea, Sì, Certo. tiro a volo, Sofia Littamè. sono io. Ecco! Vuoi presentarti? Sì, ciao, sono Sofia Littamè, sono un amante dello sport, nella vita faccio l'atleta, sono un atleta appunto di tiro a volo, l'hai preceduto tu, e nulla, faccio anche tantissimo altro, però sì, principalmente la mia occupazione è l'atleta del tiro al piattello e faccio parte del gruppo sportivo aeronautica militare della nazionale italiana di tiro al piattello. Insomma, un ospite più perfetta di così non potevamo proprio portarvela. Assolutamente, anche perché appunto di sport ce ne sarà da parlare. Ce ne sarà, e certo. molto anche. Ascolta Sofia, io ho una domanda importantissima da farti. Ok? Hai mai visto Ciaccoette? Sì? Qualcosina? Qualcosa. Ok. Non tutte le puntate, però sì, qualcosa sì. Vabbè, almeno sai chi siamo, Ok, ecco. sì, certo. Quindi saprai benissimo che dietro di te c'è una cosa rossissima. Questa qui. Esatto, prendila pure, non ti Ok. preoccupare. Che cos'è? Che se qualcuno dice qualcosa in Veneto, no. Esatto. Tum. Col microfono. Stavo rompendo il microfono. Esatto. Quindi se io dico qualcosa, ciaccoette, Brava! Qual è la traduzione? chiacchiere. Top. Esatto. Quindi se anche te, perché so che sei venetissima anche te. Sì, sono di qua, sono di Este, in provincia di Padova. Esatto, quindi se ti scappa qualcosa in dialetto veneto, tranquillissima, puoi pure... Esatto. No, tranquilla, ti puoi dare a traduzione. Va bene. Ok. Appoggiatelo pure qua. Così ce l'hai pronto. Esatto. Bene, allora, noi oggi ci siamo vestiti sportivi. Io no. Abbiamo fatto un change, in realtà quella sportiva dovresti essere tu, ci siamo vestiti noi sportivi, ma io e te siamo sportivi? Bah. Boh. Allora, non proprio tante, diciamo, ecco. Vabbè, dopo ti raccontiamo effettivamente quanto siamo sportivi io e Ok, le va Irene. bene. Io ho ripreso dopo 9 mesi di nuoto. Ah, ok, beh, intanto. Qualcosa lo fa, qualcosa lo fa. Meglio riprendere che rilasciare, cioè. Ma sai che mi sono riscoperta? Ho detto, cavolo, ma sono tornata meglio di prima. Più forte di Il prima. tuo corpo ne aveva bisogno. Sì, ne aveva bisogno. E poi noi ci trovavamo, tra l'altro, Sì, ogni tanto in piscina. Perché anch'io nuotavo, ho fatto tanti anni di agonismo. Infatti. Perché in realtà abbiamo scoperto, ragazzi, che Sofia e le Irene comunque si conoscevano Sì, già. sì, Esatto. fin da piccole. Esatto. Frequentavamo Este tutte e due, quindi. Esatto. Mi sa che facevamo anche la stessa scuola alle superiori. Però io il primo No, anno non solo. alle superiori. Alle elementari? Alle elementari? Perché io avevo fatto la primina. Eri a Pascoli? No, Unità d'Italia. Allora non mi ricordo dov'è che ci siamo trovate. Secondo me è Ferrari. No. Ah no, anch'io ho fatto solo un anno al Ferrari. Anche io. Ok, quell'anno lì. Era quell'anno allora. Top. Va bene, allora direi che possiamo partire perché io ho un po' di fame. Esatto. Quindi partiamo con Ciacco Cheers. Ciacco Cheers! Ed eccoci in Ciacco Cheers. Allora, come al solito, in questa rubrica del podcast Se Magna. Si mangia. Si mangia. Esatto. Ho portato un cicchetto super fit, super healthy. Addirittura. Certo. Anche se abbiamo scoperto che Sono una magnona. Sono una mangiona. Però vabbè, noi ci siamo impegnati e abbiamo portato un cicchetto veneto con pane integrale, avocado, che come puoi vedere, guarda come mi sono impegnata per tagliarlo. Sono stata bravissima Perché perché era un quarto d'ora solo per quello. anche perché era la prima volta che tagliavo un avocado.
Quindi avocado, limone, sale, pepe, un goccino di olio. Bene, ho fame. Quindi direi che prendiamo allora il nostro cicchetto, io Andate scelgo pure, questo. E se cade tutto poi? Non ti preoccupare che si butta tutto in lavatrice. Esatto, ok. Allora, cheers! Cheers! Dai, ne è riuscito abbastanza bene. Tanta roba. Bene. Sono stata veramente brava. Tranquilla. Lo so, è sempre una fase critica questa del cicchetto. Però tranquilla, se dopo lo vuoi mangiare, lo vuoi finire dopo, fai pure. Esatto. Teniamo l'ordine così sappiamo che il tuo è al centro. E poi ti lascio finire. Vai, mastica. Noi ormai ci siamo allenati, mangiamo in 2 secondi. Sì, no, ma perché io ho fame. Cioè, ho fame realmente. Vuoi finirlo? Vuoi finirlo? Vuoi finirlo? Dopo, alla prossima pausa lo mangio. Alla fine della puntata te ne prepariamo un altro, va Va bene? bene, grazie. Ok, allora insieme appunto al cicchetto abbiamo preparato anche la solita bibita, che non è la solita bibita però in questo caso, perché solitamente abbiamo il crodino. Ah, ok. Però abbiamo pensato per te a una cosa più rilassante. Esatto. Devo rilassarmi un po'. No, non per quello, non per quello. Una tisanina. Ok, ottimo. Io adoro le tisane. Ottimo. Tra Quella lì l'altro- è la tua, prenditela pure. Tra l'altro di 3 gusti anche diversi. Esatto, ognuno il suo. Col cactus. Hai visto? Cheers! Speriamo non sia troppo calda. È perfetta. Perfetta. Sì. Perfetta. Ma volevo chiederti, Sì. tu, qual è la tua colazione preferita da atleta? Allora, io adoro fare colazione e per me, per ora, la mia preferita è proprio il porridge d'avena, che però non lo faccio come è normale il porridge d'avena, perché di solito si fa col latte, Ok. ma io lo faccio con l'acqua, perché con l'acqua? col latte diventa troppo stomacoso. Però come si dice in italiano? Stomachevole. Sì, stomachevole. Stomachevole. Mi fa morire questa cosa, perché tipo fare come i dizionari, così, Sembra intelligenza. Treccani. Veneta. E quindi faccio questa cosa, poi sopra ci metto lo yogurt, generalmente uno yogurt naturale, perché mangiavo lo yogurt greco, ma Ti ha stomegato. mi ha stomacato. Stavo usando questo come microfono. Se vuoi appoggiarlo, Tutto ce l'hai qua, normale. sai? E quindi sì, mi ha stomacato, quindi adesso mangio quello yogurt normale, naturale, e sopra la frutta. E poi solitamente il cioccolato fondente oppure la marmellata, qualcosa ci metto Ma sopra. qual è il tuo frutto preferito? Forse i frutti rossi, non lo so però. Anche il kiwi giallo è buono. Il Buono, kiwi giallo? l'avete mai provato? No! È buonissimo, È buono. raga. Cioè, è dolcissimo. Davvero? È dolcissimo, sembra miele. Ma lo trovo al delizioso. supermercato? Sì, sì. Ah, adoro, devo andarlo a provare. Strabuono. Ma l'ho scoperto quest'anno perché prima non sapevo che No, esistesse. io ho un po' di anni, perché in realtà mia mamma è fissata a tutte le cose biologiche, no? Ok. Tutte le cose... Ciao mamma. E... e quindi no, lo prendeva anche un tempo a casa, perché in realtà a noi ci piacciono i kiwi normali, solo che dopo un po' hanno stomacato. E quindi Anche ho perché sono provato tanto acerbi. Esatto, invece quelli lì sembrano miele. Devastanti. Lo proverò, lo proverò. Cavolo, potevamo portarli come cicchetto. Che un po' cavolo. particolare. Che Prossima, cavolo. Vabbè, dai, prossimo episodio Esatto. con te ti promettiamo i Va bene. kiwi È kiwi gialli. giallo. Ma ora passiamo al fulcro, Ok. fulcro della puntata. Si parte. Si parte in quinta. Partiamo con lo sport in generale in questo Ok. caso. Volevo capire, la tua propensione per lo sport è nata naturalmente o qualcosa o qualcuno ti ha spinto ad approcciarti? Allora, diciamo che io ho sempre fatto sport da quando ne ho memoria, tant'è che i miei genitori, da quando mia mamma ha partorito praticamente dopo pochi mesi, mi hanno portato subito in piscina. Io facevo piscina con la mamma, tipo il corso prime bolle, dove Che faceva- bello! Che figata. Eh sì, io ho sempre fatto nuoto fin da piccola e mi è sempre piaciuto. Poi diciamo che fin da piccola ho fatto agonismo. Sì, di nuoto mi hanno praticamente preso nella propaganda subito appena si può. Perché eri forte. Ma perché? Non lo so se ero forte. Dai, però, sì. però evidentemente, cioè, andavo bene. Ma scusa, ma eri nella propaganda este? Sì,
Ma perché anche io c'ero, Allora eravamo insieme. allora ci siamo conosciute lì. Allora ci siamo conosciute in Sì, propaganda. Però ci sono rimasta solo qualche anno. Ma cos'è la propaganda? È il primo corso agonista. Ah, ok, quindi Sì. quando parti ti mettono Non in so da che propaganda. età sia la propaganda. Mi sa che ero forse alle elementari. Sì, 5, 6 anni, 7 anni. Secondo ok. me sì. Tipo una cosa del genere. Non lo so. E quindi io sono sempre fatto un agonismo nella vita, anche perché mi piace lo sport, ma sono molto competitiva, cioè in generale. Ma sai che da fuori non sembri una persona competitiva. Ho sempre fatto gare di tutto, cioè ho sempre fatto gare di qualsiasi sport che ho fatto nella vita, ho fatto sincronizzato, ero nell'agonismo. Ma il Ho nuoto fatto- sincronizzato? Sì. Che Ho bello! fatto 1 anno e mezzo tipo a Monselice e poi ho fatto pallavolo, avevo 14 anni, ero nell'Under 18 perché io tipo mi butto a capofitto nelle cose. Sì, e quindi in realtà da sempre, cioè non mi ricordo una Sofia che non abbia fatto sport nella vita. Ah, Bello, bello. Che figata. Quindi propensione naturale allo Sì, sport. sì, sì, no, non riesco, cioè dopo 2 o 3 giorni che non lo faccio sto male, Vabbè, ci mi sta sento però. che sto male. Posso dirti, Sofia, proprio come me la Irene. No, anche a noi piace lo sport, Sì. però è che non lo pratichiamo, capito? Ci piace quando lo fanno gli altri. No, diciamo che effettivamente il nuoto però ci piace. Se devo scegliere uno sport, scelgo il nuoto. Anche a me piace tantissimo il nuoto, l'unico problema del nuoto è che l'ho fatto talmente tanto che Ti ha stomegato anche lui. No, diciamo che quando sento l'odore del cloro, mi viene, siccome praticamente quasi ogni domenica c'era la gara, sì. mi viene l'ansia da gara. Cioè io quando sento, è come se il mio cervello collegasse ancora quella Ho cosa capito. lì e poi la cosa è asciugarsi i capelli quando Oh, esci. tremendo, tremendo. Per me è la cosa, però Tremendo. nuotare in sé lo adoro. Ascolta Sofia, ma allora tu lo sport preferisci viverlo in modo agonistico o diciamo lo trovi più come un benessere personale? Forse entrambi. Diciamo che dipende anche dal tipo di sport, perché ci sono degli sport tipo appunto il tiro, il nuoto, comunque degli sport in cui mi sento di poter essere competitiva. Ok? Perché sai che magari sei forte in Esatto. quello. Più che lo sento proprio di poter essere competitiva in Ok. quello sport lì, mi dà anche fastidio essere da meno, ecco. Ok. Cioè, non so come spiegare. Però invece ci sono degli sport tipo lo yoga, l'arrampicata, che sono più ci vado perché mi fa star bene Certo. e quindi non mi interessa eccellere in quel tipo di sport. Beh, Quindi anche dipende. perché effettivamente sullo yoga parlo da ignorante, però non penso ci siano gare. In realtà sì, Ah, ci sì? sono gare di yoga. Davvero? Io sì, tipo Oddio. sono super contro questa cosa. Personalmente poi, cioè, Beh, ognuno immagino. fa cosa Sì. vuole nella vita, però diciamo che non avrebbe senso secondo la filosofia yogica immagino. fare gare di posizione perché ognuno dovrebbe stare nella propria di posizione. Invece sono proprio gare sulle posizioni. Ma stavo pensa. pensando, ma si gareggia su chi fa la posizione meglio? Sì, o tipo, allora sinceramente sono un po' ignorante in questo campo qua, però penso tipo su una serie di posizioni chi riesce a fare tot posizioni. ok. In un determinato tempo Sì, magari. ci sono anche le classifiche, penso flessibilità, forza, Ah, ok, certo. queste cose qua. Non le ho, però guarda, non mi sono neanche mai approcciata a osservare una competizione di yoga perché sono super contro io. Beh, ma in effetti va anche secondo me va un po' contro la competitività in questo sport qui, secondo me. Sì, sullo anche perché yoga. alla fine penso sia uno sport il cui obiettivo è rilassarsi, Esatto. stare bene con se stessi. No. Aia, Madonna, ne aia! stiamo sbagliando tutti, dobbiamo riprenderci. Allora, sicuramente lo yoga ci sono delle discipline, cioè dei tipi di yoga che sono rilassanti, che aiutano a rilassarti, però diciamo che, allora, innanzitutto facciamo una lezione di yoga, ragazzi. Dai. Finito ciò Dai. che facciamo una Filosofia di lezione. yoga. Volentieri. La parola yoga significa unione ed è un po' un'unione intesa come tutto, ok? E quindi unione corpo-mente. L'obiettivo è proprio essere presenti nella posizione, essere presenti della tua mente col corpo. E in realtà l'obiettivo, cioè lo yoga non sono le posizioni, lo yoga è un insieme di più cose, tra cui anche le asana, che sono le posizioni, si chiamano Ok. asana. E l'obiettivo dell'asana sarebbe preparare il tuo corpo e far sì che il tuo corpo possa stare più tempo possibile in posizione di meditazione. Ah, ok. Quindi in realtà l'obiettivo delle posizioni delle asana di yoga è proprio riuscire a stare con gli occhi chiusi in meditazione.
Perché in poi- realtà questa posizione di meditazione con la colonna eretta, Sì. cioè, non è semplice. Sembra semplice, ma non è semplice, perché dopo un po' dolori alle articolazioni, la colonna comincia a fare questo. È come me, cioè, io sono messo così. Proviamo così a fine puntata. Esattamente. Però bene o male sì, in realtà è quello. Infatti, capito. tipo stamattina ho fatto un evento di yoga e vengono anche dei ragazzi che dicono: "Ah, vabbè, io sono sportivo, vengo a fare yoga, mi rilasso". E E invece... invece sono lì con le goccioline che scende, cacchio. Cioè, è un po' complicata la situazione. Aiuto, ma non pensavo, No, neanch'io. Sì. Però una volta allora facciamo che... Va bene. Guarda, ci troviamo, facciamo una lezione di Sì, yoga. va bene. Non siamo molto elastici, Vabbè, te lo non diciamo. importa. Ok, no, perfetto. Ci insegnerai ad esserlo. Siamo duri come dei tronchi, però non importa. Pensa che ogni volta che facciamo giacoette, quando finiamo e scendiamo dal letto, siamo praticamente duri così. Gambe sì, no, atrofizzate. sì, certo, assolutamente, vi capisco. Beh. Capisco. Ma poi passando sempre alla questione generale dello sport, su ogni sport c'è comunque, ci sono delle regole scritte che bisogna rispettare ovviamente, però volevo chiederti qual è la regola non scritta dello sport in generale? Che senso? Nel senso, la regola dello sportivo ideale, dell'essere sportivo. Secondo me, cioè, Sì, come sì, vedo sì, io, secondo te. come dovrebbe essere una persona sportiva, Sì, in quel senso. deve volersi bene. Ah, ok. Cioè, che bella secondo me- risposta. Bello, sì. Comunque, io sono dell'idea che lo sport non debba essere tossico. Quindi, Ok. Sì. Cioè che lo sport si fa in primis per star bene, cioè indipendentemente da vincere una gara, se una persona si vuole bene fa sport, cioè per me è così, io la vedo in questa maniera qui, se una persona vuole bene al suo benessere proprio corporeo, mentale e alla sua vita, secondo me fa sport, quindi per me uno sportivo è una persona che si vuole bene. Bello, Sì. No, ci sta. Ok. Ci sta. E adesso Sofia ti faccio un'altra domanda perché sono proprio curiosa. Tu hai detto di essere una persona molto competitiva. Sì. Ma tu che hai conosciuto tante sportive, Sì. anche le altre sono competitive? Sì, assolutamente. Secondo me, cioè, da noi c'è tipo una regola non scritta, ma Ok. in tutti gli sport, che è proprio in pedana, che sarebbe un posto dove io pratico il tiro, o comunque Sì. in vasca, Sì? ci uccidiamo. Ah, Appena sì? mettiamo un piede fuori, tutti amici. Ah, ok. Ah, ok. Però è così un po', penso, in tutti gli sport, perché nel momento in cui siamo in pedana non è che ci uccidiamo veramente. Sì, no, ovvio. attenzione. Ovvio. Però nel momento in cui siamo in pedana, cioè, si pensa a se stessi, si beh, pensa a certo. fare la prestazione migliore. Certo. E è ovvio che una parte di te pensa a fare la prestazione migliore, però spera anche che gli altri sbagliano. Cioè, Ovvio, non ovvio, sarei una sì. persona umana Certo. se dicessi il contrario. Però nel momento in cui si esce siamo tutti amici come prima. Ok, ovvio, certo. Che però non è essere fake doppia faccia, è No, semplicemente... è la verità. Anzi, secondo me è più fake doppia faccia quelli che magari in pedana ti dicono no, poverino, Sì. potevi prenderlo, ma... Sì. No, vero, scusa, è vero. ognuno pensa al proprio ed è giusto così. Certo. È vero. Io ho una domanda importantissima. Aia. Qui, attenzione. Ok. Sullo sport, meglio arrivare secondi No, primi. o terzi? No, beh, primi. In ogni caso. Allora, sicuramente il podio, ma in realtà dipende dal tipo di prestazione, cioè da che tipo di obiettivo ti sei posto. Ok. Adesso, ovviamente è meglio arrivare primi, perché si dice è secondo e sei primo degli ultimi. Il secondo è il primo degli ultimi. Però in realtà dipende dall'obiettivo che ci si è posti. Ad esempio la nuotatrice, mi sembra Benedetta Pirato, mi ricordo se si chiama così, Non lo so. che alle Olimpiadi arrivò quarta, a pochi centesimi dal terzo, e lei era felicissima e c'è stato quello scandalo perché c'era la giornalista che diceva ma perché sei così felice? Sì, sei arrivata quarta, non sei neanche a podio, non dovresti essere felice. Adesso la rendo un po' semplice. Sì. E lei fa, ho capito, ma io ho raggiunto il mio obiettivo. Di Il essere mio alle obiettivo, Olimpiadi? no, di fare il tempo che Che voleva che fare. volevo Ok. fare. Poi il fatto che sono arrivata quarta o terza o prima è una conseguenza, però cavolo, è una delle mie migliori prestazioni e io sono felicissima come se fossi arrivata prima, comunque Sì, l'obiettivo sì, l'ho sì. raggiunto, quindi dipende sempre come arrivi alla gara, qual è il tuo obiettivo. Ci sono gare che
sono felice di non essere arrivata in finale perché magari ho affrontato qualcosa che dovevo affrontare nella maniera corretta. Gare che magari arrivo seconda, terza, prima, che in realtà non mi sono neanche accorta di averlo fatto. Immagino. Quindi, sì, esatto. Anche perché penso che ti passi tutto molto velocemente mentre Sì, sei in gara. dipende dal momento psicologico in cui sei, sì, Mm. mentale. Certo. Ed ora passiamo al fulcro. Ok, Il vero tuo sport, tiro a volo. ok. Ok? Esatto. Volevamo capire un po' come hai scoperto anche questo sport, perché effettivamente diciamo che non è lo sport più scontato del mondo. sì. Effettivamente ci sono poche ragazzi e ragazze, forse anche poche ragazze in realtà. Sì, mi viene da sono in dire. crescita sicuramente, però Per sì, sono fortuna. meno le ragazze. beh. No, sì, certo. E ecco, quindi volevamo capire da dove è nata questa passione e soprattutto dove l'hai conosciuto. Sì, allora in realtà, adesso direte, ok, pronti? Dai. Allora, i miei genitori hanno un campo da tiro. E in realtà sì, i miei genitori gestiscono un campo da tiro e mio nonno è il presidente, che fu quello che l'ha fondato. Però la verità è che io ho sempre odiato il tiro da piccola, perché l'ho sempre visto come lavoro dei miei. Ah, ok, ci sto. Perché poi dalla parte a fianco, praticamente il vicino di casa del tiro è mia nonna. Quindi io tutti i sabati e le domeniche stavo al tiro praticamente. Certo. E conoscevo tutto l'ambiente, comunque un ambiente con uno sport... comunque il mio attrezzo sportivo diciamo che non è proprio ben visto spesso Ok. dalle persone, soprattutto poi una donna, una ragazzina, una piccolina, quindi sono riuscita a fare qualche colpo quando ero davvero piccola con il mio papà solo che appunto non mi era piaciuto, quindi non l'ho più fatto. E poi a 14 anni ci fu una ragazza che appunto io frequentavo il tiro, quindi conoscevo chi c'era. Sì. Certo. E c'era questa ragazza che faceva parte della squadretta Ok. agonista del campo e del campo era solo lei, la ragazza. E quindi era lì che mi diceva: dai Sofia, ti prego, vieni a tirare anche tu con noi, vieni a fare le gare con me perché sono da sola. E allora, insomma, l'ho un po' portata avanti, poi a un certo punto dico, vabbè, proviamoci, mi alleno un mese e poi provo a fare una gara. E quindi sono andata a fare questa gara, l'ho vinta. E quindi hai detto ok, iniziamo Questo a è lo ragionare. sport che fa per me. Sono tornata a casa, che adesso, questa è una cosa che sembra da film, però è vero, ho proprio preso un foglio, ho disegnato i 5 cerchi olimpici e da quel giorno sono di fronte il mio letto, attaccati di fronte al mio letto di quando ero piccola. Ma te li sei anche tatuati o sbaglio? No, Ah, perché ok. non le ho fatte, non Ok. tatuo finché non, Ok. cioè lasciamo perdere. Ok. Scaramanzia. Però, Certo. però sì, insomma, è un sogno, ovviamente adesso non l'ho ancora raggiunto, però non si sa mai nel futuro, però è un sogno che ho fin da quando ero piccola, poi il mio secondo sogno era appunto farlo diventare un lavoro prima di finire le superiori e 5 giorni prima della maturità ho giurato in aeronautica militare e Che quindi- bello, dai, Sì. bellissimo. È Bello. stato un bel percorso e quindi in realtà da quella gara poi mi sono messa proprio con la testa bassa e ho detto va bene, voglio fare questo nella vita e proviamoci. Bello. Bello, bello. Ma quanto è importante la concentrazione sullo sport? No, tanto. Più che la concentrazione, proprio l'attenzione, che in realtà tanti la confondono. Ma qual è la differenza? In realtà la differenza è proprio... è difficile da spiegare, però Immagino. penso che... non so se... è proprio un feeling che c'hai all'interno, Ok. che un contro sì, se sei concentrato in un foglio di carta, magari stai leggendo un foglio, sono concentrato a cercare di capire le parole. Invece quando proprio ti scatta l'attenzione per quello che stai facendo, hai anche la comprensione di quello che stai facendo. Certo. Non so bene se... No, ma forse anche cioè forse l'attenzione te la porta all'interesse a quello che stai facendo. Potrebbe essere, sì. Però proprio essere attento a quello che succede, perché non devi essere solo concentrato in quello che stai facendo, ma nel mio sport, che è uno sport anche di reazione, di millesimi di secondo, Cioè, devi beh. essere proprio attenzionato a quello che succede intorno. Quindi sì, penso... Beh, comunque è importantissima. La mente nel mio sport è importantissima. Vabbè, immagino, anche perché effettivamente
I bersagli. Sì, il piattello quando passa, cavolo, è veramente una frazione di secondo. Sì, il nostro azione di tiro da quando parte, quindi dalla nostra chiamata al piattello, si svolge da 0 ai 6, 7, 8 centesimi di secondo massimo. Centesimi, Centesimi di Quindi secondo. cioè, non se ne una persona normale che non è addestrata non se ne accorge? Diciamo che dette così sembra tipo velocissimo, però nel momento in cui sei lì vedi l'azione. Ah, Ok. ok. Riesci a vedere l'azione. Ok. È molto difficile da spiegare. È più immagino, semplice sì. dire andate a vedere un video. Sì. No, effettivamente. È molto più semplice dire così. Sì. Però immagino che comunque ci sia un allenamento importante dietro. Sì, da tutti i punti di vista, sia fisico che mentale, che tecnico, che proprio di vita. Cioè, alla fine, come in tutto, cioè, quando vuoi farlo diventare un lavoro o qualcosa, vuoi fare il professionista in qualcosa, ci deve essere un lavoro dietro, ma penso certo. in tutto, cioè non solo nell'ambito sport. Ah, occhio. Bevi un po' di tisana. Di qua Esatto. si parla si ciaccola tanto. Si parla. Esatto. Ogni tanto vedo che fai quell'allenamento che magari pubblichi sulle storie dove devi premere le luci. Sì, esatto, è uno degli allenamenti che si fa per la reazione proprio oculare, occhio-mano. Sì, ma ce ne sono milioni. Ne ho fatto uno poco fa con la squadra nazionale al CONI a Roma, al centro olimpico, e praticamente c'erano tipo 10 luci, tutte dello stesso colore, ma che facevano i numeri e le lettere. Ah, ok. E dovevo distinguere, attenta, la D minuscola dalla B minuscola. Ah, No! Cioè, era... io, Impossibile. tipo, Impossibile. ero- In panico. Oddio, non capivo. Torniamo alle elementari. Sì. No, perché poi quando sei distante magari lo vedi a colpo d'occhio. Quando ci sei vicino, Sì. cioè il tuo cervello va proprio Sì. In fumo. errore 404. Sì. Tipo. Sì. Anche perché poi mi viene da dire la D e la B minuscola, se sono inserite in una parola, Forse. riesci a leggerla, Sì. cioè, ma così a sé stanti effettivamente farei fatica anche io. Sì, no, è difficilissimo. Sì. Ma poi tutti di verdi, luce elettrica al verde, cioè proprio il cervello ti va in pappa. Però sì, è Esatto. interessante. E raccontaci un po' effettivamente che cosa hai provato nel momento in cui hai effettivamente vinto. La tua vittoria più importante. Allora, ad oggi penso che la mia vittoria più importante sia l'europeo. Sì, ho vinto l'europeo junior nel 2022 e è stata una gara Tosta, ma? tosta, ma bellissima. Beh. È stata tosta perché magari, cioè non so se lo sapete, ma è iniziata malissimo. Nel senso sì? che le nostre, generalmente noi facciamo in totale di qualificazione 125 piattelli. Ok. Divisi in serie da 25, quindi sono 25 piattelli, poi aspettiamo altri 25, insomma per 5 volte. Ok. E la prima serie su 25 ne ho presi solo 18, che sono pochissimi, cioè una gara di quel livello bisognerebbe mantenere comunque 20? sopra il 22. Ah, ok, addirittura quindi 22. quasi Sì. tutti praticamente. Esatto. Come junior sopra il 22, come senior ad oggi probabilmente anche media del 24. E insomma sono partita malissimo, Ti eri impanicata? sono tornata, ho pianto, ho Immagino. buttato la qualunque in giro, ho chiamato chiunque in Italia perché ero in Grecia, a Cipro scusa, e ero fuori di me. E mi sono ricomposta e ho fatto un respiro profondo e poi ho ricominciato, ovviamente devo finire la gara, e poi le 3 serie successive ho fatto 25 su 25, 25 su 25, Top. 25 su 25 e poi ho fatto 22 l'ultima e sono entrata in finale. E che entravano le prime 8 e le nostre finali sono a eliminazione diretta, quindi mano a mano che una persona è meno, insomma, viene eliminata. Adesso è un po' difficile, complicato da spiegare, però sono arrivata a spareggiare con la bulgara, che eravamo prime e seconde. Ok. E tipo io prendevo, lei prendeva, io sbagliavo, lei sbagliava, eravamo sempre Ah, lì. mi correvate È dietro. stato, cioè proprio da Un'agonia. da morire. E a un certo punto arriviamo all'ultimo piattello che siamo pari. Quindi io dovevo partire io, lo prendo, chiamo, lo prendo e si vede proprio mentre tiro giù che praticamente
si vede dalle telecamere che come labiale io faccio mamma. Perché la mia testa dicevo mamma, se lo sbaglia, cioè ho vinto, ok. E lei ha sbagliato e infatti si vede che io mi giro verso il mio commissario tecnico, porto le mani alla bocca, tipo con la bocca Oddio, ho spalata. vinto! Ero tipo, no, non ci voglio credere. E allora è arrivato il mio commissario tecnico, io inizio a piangere, inizio a abbracciarmi. Bellissimo, perché tipo dopo il mio primo 18 è come se la mia testa fosse entrata in trance ed è stata davvero emozionante. È una cosa che in realtà non ho mai detto. Questo è uno scoop. Che dopo la mia prima serie, quando io stavo tornando per fare la seconda serie verso il campo, io ho sentito una sensazione all'interno di me. È un po' emozionante da dire. Ti vedo che sei emozionata. Allora, dovete sapere che a gennaio di quell'anno è morto mio amico. Cavolo, E mi purtroppo è dispiace. morto proprio in un ambiente come il mio. E, Ok. insomma, aveva la mia età e lui era l'anno prima per un'altra specialità. Ha vinto quella gara, ha vinto l'europeo. Ok. E lui, finito l'europeo del 2021, io ero arrivata seconda Dietro all'europeo di del lui? 2021. No, nella mia categoria. Ah, nella tua categoria, ok. E lui viene da me e mi fa: la prossima sei tu. No. E io dopo la prima serie, quando stavo andando a fare la seconda, io è come se mi fossi ricordata di quella frase. Sì. E ho sentito lui. E poi da lì io ho fatto il resto della gara, cioè proprio come se non ci fosse più pensieri, ero in trance completo. E quindi, cioè, Ti ha dato è la incredibile, forza. perché è come se lui mi avesse detto, tocca a te, cioè, e basta. Sì. Vabbè, basta. No, vabbè. No, però effettivamente è emozionante come Sì. cosa. Bella cosa. Non l'ho mai detto a nessuno questa cosa, cioè l'ho detto alla mia famiglia, però pubblicamente è la prima volta. Beh, scoop. Beh, comunque penso che ti accompagni. Non lo so, spero. Sì, Comunque sicuramente. sicuramente il suo ricordo accompagna me comunque, certo. perché era una persona veramente speciale, buono. Cioè, sai quelle persone che dici che buono, Che buono. una persona Sì. buona, e poi era giovanissimo perché aveva 20 anni appunto, quindi sì, è stato... Cavolo. sì, però vabbè. Un colpo rimarrà- Un colpo sì, duro, certo. Sì, assolutamente, però rimarrà sempre con noi. Sì, esatto. Sì, Ti ha certo. fatto vincere. Esatto. Magari, non lo so, forse lui, però Ha messo la sua mano. sicuramente mi ha dato un boost, Sì. il suo pensiero. Ascolta Sofia, ma quanto viaggi? Tanto. Ma per sport proprio? Sì, in realtà vedo campi da tiro e basta. Ok, Perché- ma vai anche per svago? È difficile. Raramente, Diciamo che la nostra stagione finisce a ottobre più o meno, adesso è sempre più lunga, però generalmente abbiamo novembre, dicembre, inizi di gennaio che possiamo permetterci di andare a fare qualche vacanza. Ok. E poi durante la stagione è difficile perché comunque Ah. dobbiamo continuare gli allenamenti, Vabbè, sì, abbiamo sì, le sì. gare, sono sempre di più oltretutto le gare. Ma Dipende. tipo ogni quanto hai gare? Dipende dal periodo. Generalmente adesso per esempio quest'anno inizia molto tardi, la stagione inizierà i primi di aprile, Ah. la settimana prima di Pasqua tipo, Mhm. e poi da lì a cadenza mensile delle gare nazionali, però poi intorno a quelle gare lì ci sono anche quelle internazionali, le gare che ci facciamo anche tra di noi, insomma ci sono una serie di gare che insomma sono tante, comunque è impegnativa la stagione. Ma adesso mi arrabbio. Adesso Adesso ti Ma arrabbi. adesso mi arrabbio. Cosa ti manca? Cosa ti manca per arrivare alle Olimpiadi? Che io voglio vederti alle Olimpiadi. Voglio vederti vincere vittoriosa. Dovrò vincere di più, non lo so. In realtà, cioè, vediamo, non lo Ci sono so. tutte le carte in regola comunque. Dipende da me, dipende come affronterò le prossime gare. Sono appena passata senior, ci sono comunque in Italia, ci sono tra le più forti del mondo, quindi dipende da quanto mi impegno. Sono troppo curioso di vedere. Cioè, io non vedo l'ora di accendere la televisione. E vedere la Quella lì è Sofia. la mia amica. Allora, io sono già finita in TV, però per altre gare. Sì, no, certo, però intendo per le Olimpiadi Olimpiadi. che sono più seguite, no, allora gli dico, quella lì è la mia amica.
Hai ragione. Sono andata a vedere le Olimpiadi di Parigi. Ah, sei andata? Vediamo, sì. Vediamo se si riesce, se riuscirò io. Anche perché le dai. prossime dove si fanno? Le prossime sono a Los Angeles Ok. nel 2028. Vabbè, hai ancora qualche anno per- Sydney. Esatto. Sì, comunque, generalmente, per esempio, l'età va avanti tantissimo nel mio sport. Vabbè, sì, no, Sì. Quindi, non c'è il problema dell'età. Dell'età. per ora no. Cioè, diciamo che fino almeno ai 40 anni, Sì, 50 esatto. anni, cioè, Che ci invece sono in atleti altri anche sport- di 50 anni che performano tantissimo, assolutamente, quindi, insomma, non c'è fretta. L'importante, Esatto. cioè, No. quello che ci tengo a fare un passo alla volta è riuscire a creare anche una carriera. Ma no, ma certo, ma fai bene andare un po' alla volta. Sì, non Piano. bruciare le tappe. Certo. Esatto. Esatto. E com'è stato entrare a far parte dell'aeronautica? Bello, diciamo che io avevo proprio questo obiettivo di entrare in un gruppo dello Stato prima della maturità e poi Aeronautica ha aperto il concorso, sono riuscita a vincerlo e quindi sono stata Ah, ok, molto quindi felice. c'è un concorso da fare. Sì, sì, assolutamente, si va per Ok. meriti. Loro aprono un posto per tiro a volo femminile Mhm. della disciplina mia, per Sì. esempio. Sì? E io posso concorrere al concorso Ho capito. e quindi di conseguenza posso provare dopo in base ai punti, Ah, sì. che i punti sono fatti in base alle vincite, chi vince di Ah, più. ok. Mhm. Entro o non entro? E sei entrata? Sei entrata, ovvio. Sì, è bello, molto bello. Immagino. Immagino anch'io. Anche una soddisfazione comunque. Assolutamente. E hai assolutamente. fatto il giuramento? Sì, sì, sì. Ok. Perché in realtà per lo Stato noi del gruppo sportivo siamo militari a tutti gli effetti. Sì. Sì, Mhm. sì. Però in Italia diciamo che sport come il calcio riescono a sostenersi solo attraverso gli sponsor. Gli altri sport, soprattutto quelli minori come il mio, è difficile. Quindi questa cosa dei gruppi dello Stato che in realtà fanno in tante nazioni, non siamo le uniche. L'unica nazione a farlo aiuta tantissimo gli atleti perché almeno possiamo, cioè è il nostro lavoro. Ah, sì? Se no io Certo. dovrei alzarmi la mattina, andare a lavorare e poi allenarmi la No, sera. vabbè, Diciamo beh, che ciao. Cioè, io sarebbe già adesso impossibile? non sarebbe impossibile performare. Beh, certo. No, hai trovato, diciamo, il giusto equilibrio. Sì, è un mezzo. Ovviamente è un grande onore Certo. essere all'interno, però è anche giusto dire che il mio gruppo sportivo mi sostiene perché è un mezzo per arrivare agli obiettivi sportivi. Vabbè, certo. Beh, certo, ovviamente. Quindi hai la tua divisa? Sì. Bello! Cavolo, potevamo dirti di venire vestiti in divisa. No, non posso. Ah! Ah, non si può? No, si Solo nelle occasioni. Immaginavo. Ah, ok. Si possono usare solo dove ti chiamano con la divisa ufficiale, poi c'è la divisa sportiva, però non posso. Ma Nelle scusate. cerimonie, tipo... Ad esempio, sì. Vabbè, ma posso dire, questa era un'occasione perfetta. Era una cerimonia d'onore. Dovevo fare la richiesta al Ministero della Difesa, dovevo andare al podcast Ciacoette. Ti immagini Mattarella che firma? Avrebbe fatto ridere. Sì, effettivamente sì. Vabbè, ma torniamo bando, seri. Esatto, bando alle ciance, ciancio alle bande, Sofia. Adesso parliamo di un altro sport. Parliamo Ok. di un altro sport che è una tua passione, che prima l'abbiamo accennato, che è lo yoga. Sì. Com'è partita la tua passione per lo yoga? In realtà, banalmente, come per tanti, voler essere flessibile. Cioè, Ok. l'avevo Ok. vista. E pensa che non sapevo come partire perché, essendo che io sono sempre via, faccio fatica a seguire dei corsi, Vabbè. proprio a livello di Tempistiche, presenza, sì, sì, esatto. E quindi ho detto come lo inizio, come non lo inizio, come faccio, come non faccio. Alla fine ho deciso di ascoltare una mia amica che me l'ha consigliato e di scaricare appunto questa applicazione che si chiama Yoga Academy e dentro questa applicazione ci sono tutte le lezioni. Ok. E in questo modo io posso praticare ovunque. Vabbè. E dentro questa applicazione c'era anche tipo un percorso per principianti e pensa che io non avevo neanche un tappetino perché ero appena andata a convivere. Ok. E tipo non avevamo, Niente. avevamo il bollitore e ci facciamo sai che buono. Beh, ma buoni sai che buono, Ho capito, ma non avevamo neanche, avevamo solo il bollitore per mangiare. Penso che... Allora, neanche- tisane, biscotti, sai che Cioè non buono. avevamo niente. Neanche un forno a microonde. No, noi eravamo scappati di casa, proprio letteralmente non avevamo niente. Cioè avevamo il bagno, il letto e il bollitore. E un divano? Niente. Avevamo una poltrona che usavamo in due. Schiacciati. Anche perché non avendo neanche riscaldamento era utile.
Aiuto, senza riscaldamento. Avevamo tipo una stufa che, vabbè, lascia Stupetta perdere. marcia, immagino. Esatto, quindi per i primi 3 mesi, siccome avevamo ordinato la cucina, ma per 3 mesi doveva arrivare, insomma avevamo solo il bollitore, però a parte questo excursus non avevo ovviamente un tappetino, cioè non avevo una cucina, non avevo neanche un tappetino per fare yoga e quindi avevo preso la coperta, quelle avete presente, quelle di lana cotta dei nonni? Sì, No, sì. io non ho preso l'ana cotta. Dura, cioè Ah, abbastanza... quelle beige che trovi anche, quelle pesanti, Sì, che sì, trovi ho- anche negli hotel. Ho capito, sì, ho capito. Ce ne aveva una la nonna del mio ragazzo che abitava di sopra e quindi io l'ho rubata e facevo yoga sulla coperta, scivolavo, beh. cioè una cosa oscena. Però ho iniziato così e poi ho detto vabbè, perché appunto sta ragazza dell'applicazione diceva anche solo 5 minuti al giorno vedrai che diventerà un'abitudine. Ed è E stato io così? ci ho creduto e quindi ho cominciato 5 minuti al giorno finché dopo un anno, cioè per me era una droga, io non passa un giorno dove non faccio yoga da 3 anni a questa parte. Alla mattina E o alla sera? Principalmente la mattina quando mi Mattina. sveglio. Presto? Ma anche solo... Ma guarda, anche se voglio dormire un po' di più e sono in ritardo, piuttosto faccio 2 minuti proprio. Cioè mi faccio Ok. 2 posizioni, però giusto solo rotolare il tappetino, prendermi quei 2-3 minuti per me sono essenziali per iniziare la giornata. E poi mi sono appassionata tanto al mondo e ho scoperto che lo yoga non è flessibilità, è un mondo e mi ha cambiato la vita. A me la yoga ha cambiato la vita, ha cambiato il modo in cui vedo la vita. Se prima appunto sì, ero solo la Sofia atleta, adesso grazie anche allo yoga ho cercato di fare anche un percorso di conoscenza di chi è Sofia, indipendentemente dal lavoro che fa. Ok. E quindi sì, no, molto Ti sei bello. riscoperta? Sì, sì. Anzi, scoperta. Mi sono forse. scoperta. esatto. Sì, diciamo che se dovessi trovare 2 modi, cioè che cosa è cambiato è che prima ero un automa, Ok. cioè ero tipo una macchina, nel senso io spegnevo quello che era qua e mi svegliavo, mi allenavo, andavo a letto. Sì. Mi allenavo, studiavo perché poi ho studiato anche ovviamente beh. e i miei non mi hanno mai permesso di saltare un giorno di scuola per l'allenamento, quindi dovevo cercare di incastrare tutto. Ah, sì. E, Perché effettivamente quando hai iniziato a fare le cose sul serio? dopo appunto, già dopo quella prima gara, io in realtà a 15 anni Ah, ho fatto il 15 mio anni? primo mondiale. Vabbè, quindi eri già alle superiori? Sì, sì, ero in prima superiore. Sì. E quindi io, cioè, ho dovuto unire tutti gli allenamenti, incastrarli Mamma mia. e Organizzarti. studiare. Io mi svegliavo alle 5 per studiare, Cavolo. perché il pomeriggio mi allenavo. E la mattina A scuola non ti davano? E in realtà il progetto studente atleta ha iniziato da quando io ho fatto la terza superiore. Maledetti. Quindi i primi anni io non l'ho potuto utilizzare. Perché in realtà era una cosa che non andava, cioè c'era, ma in Italia non andava. Sì. E a meno che tu non fossi un calciatore, Sì, certo, cioè non, certo. non veniva utilizzato. E quindi sì, insomma, cos'è che stavo dicendo? Ma in realtà Mi sono persa tra le chiacchiere. Sì. come tra le ciaccoette. Ciaccoette. Effetto ciaccoette. Esatto. No, stavamo parlando Lo yoga? dello yoga che... Qual era la domanda? Che aspetta, il tappettino che usavi quelli di tua nonna? Sì? Beh, ma in realtà stavamo come parlando hai in iniziato? generale. Sì, ok. esatto, stavamo parlando di yoga in realtà in Sì, sì, generale. yoga. Sono arrivata. Che ne so, boh, è stata tutta... Va bene. Vabbè. 2 ore dopo. Esatto. No, in realtà stavi parlando del fatto che eri riuscita a conciliare entrambe le cose. Sì, forse Esatto. era quello Cioè, sono io- l'unione, cioè, trade sono- union. L'unione delle due cose, no? Va bene, ok. Non mi ricordo più qual era il fulcro del discorso, però fatto sta che sì, lo yoga mi ha cambiato la vita. Ecco, esatto. Yes. Che ti sei scoperta. Mi sono riscoperta. Era quel Sì, discorso che lì. ci sono 2 Sofie, ok, l'automa. Brava, e poi lì. adesso la Sofia che sta cercando di scoprire se stessa, che non so ancora chi sono, però sicuramente hanno avuto un grandissimo ruolo in questa scoperta di chi sono, lo yoga appunto, e anche il mio ragazzo. Romantico. che Come si chiama? è Raul. Salutiamo, ciao Raul. Anche Ciao. perché la No, puntata... il Venezian, si Il chiama Venezian. sui social. Ecco, anche perché oggi, cioè, questa puntata esce a San Valentino, quindi È vero. è il tuo messaggio d'amore per lui.
I love you, Benedetta. No, comunque lui mi ha portato, diciamo, a cercare di essere più me stessa, nel senso tirar via tutte quelle cose preimpostate che magari, diciamo che delle mie insicurezze avevano creato, quindi il voler essere sempre perfetta, sempre brava, super sportiva, farsi Sì. vedere in un modo, ma più anche appunto arrampicare, andare nella natura, lasciare andare, e anche lui mi ha aiutato in questo sicuramente, magari involontariamente. Anche perché anche lui è molto sportivo. Assolutamente. Infatti io vedo ogni tanto le storie No, su lui tuo è Instagram. fuori di testa. Cioè, lui è fuori come un balcone. Che sport pratica al 100%? Che sport non pratica? Ah, ok. Scusa. Allora, lui pratica... Allora, se è pericoloso, Raul lo fa. Ok. Cioè, quindi, downhill, io non so se sapete cosa è No. downhill. No. È discesa con le biciclette dai monti. Oddio. Ah, ok, sì, mi capitano i video su TikTok in POV, tipo che Sì, si mettono il che caschetto vanno in 200 sì. sulle rocce. Ah, beh, Raul. so. E Raul, oltretutto, è stato campione italiano in questa Ma cosa. esistono le No, gare? sì, assolutamente. Ah, oddio. Sai quelle della Red Bull che si lanciano da... Sì? Quello. Quella roba lì. E poi vabbè, Mamma mia. arrampica. Ma te non hai paura? Allora, inizialmente sì, poi però La grande vaccina. è grande. È grande, è vaccinato. Però, cioè, in realtà, diciamo che viene da una famiglia che anche suo papà gli ha insegnato ad essere così nella Ah, vita. ok. E fin da piccolo ha sempre fatto cose, cioè suo papà gli ha Estreme. insegnato anche a come cadere, Ah, come ok. non farsi male. E quindi tipo è incredibile perché anche i suoi amici lo prendono in giro, che lui cade sempre in piedi. Ma dai, ma veramente? Come i gatti? Sì, cioè tipo lui quando cade, c'è stata una volta che c'è proprio un video di lui con la bicicletta che sta per fare un frontale a terra, cioè che dici chiunque va paperissima e si sfracella proprio davanti. Invece lui cosa ha fatto? Si è buttato la bicicletta di lato, è riuscito ad andare con la schiena a terra, ha fatto una capriola e è atterrato in piedi. Come i gatti, Vabbè, veramente? ma è una acrobata praticamente. Perché suo papà da piccolo, sia lui penso anche suo fratello, insomma, gli lanciava per terra, gli faceva fare le capriole, quindi gli ha insegnato. È vero! Vabbè, però posso Sì, dire, ci no, sta. infatti, perché appunto suo papà era appassionato e quindi c'erano sti bambini che facevano salti mortali, 2-3 anni, capito? Che Però ridere. sì, Raul è figata. così. E quindi Beh. fa downhill, arrampicata, ha fatto l'istruttore d'arrampicata, coach di calisthenics. Ora ovviamente fa il vigile del fuoco. Ah, fa il Ah, vigile del ok. fuoco. Sì. Vabbè, quindi anche lui è al sicuro comunque, perché se cade in piedi. Esatto, A posto. esattamente. Io quando ero piccola invece, non so perché, cadevo sempre di testa così. Ecco perché me la vedi? La vedi come è uscita fuori? Vedi? Ma perché? Adesso vi spiego il motivo. Eh. Perché avevo paura che mettendo le mani avanti mi si spezzassero Le braccia. le braccia. Scusa, ho detto le gambe, volevo dire le No, braccia. non hai detto niente. Ok, mettevo Poverina. le braccia avanti. Poverina. No, aspetta, sì. Mettevi la testa Mamma avanti. mia. Eccola qua, ecco qua tutte le cadute, il cervello Il cervello si è spappolato. spappolato. No, piccolo recap. Cadevo di testa perché avevo paura che mettendo le braccia avanti si spezzassero. E infatti, se io tiro sulla fronte, vedi che ho il buco. Hai i Guarda, bozzi. Ho il buco. Si vede, vero? Sì, eccolo lì, lo vedi che ha il buco in mezzo? Ah, quello lì. Sì. Secondo me è perché sono caduta talmente tante volte. E gli con manca la un pezzo di ferrovia. Ma cervello. scusami, ma cadevi sempre nello stesso punto? A quanto pare. Ma tra l'altro, quanto pare. lo sai, adesso ti diciamo una cosa che non abbiamo mai detto a Ciacquette, lo sai che lei ha una fobia e quella se gli tocchi qua in testa, a lei no, perché gli si apre la testa, il cervello esce fuori dalla testa. No, aspetta, non ho capito. Allora, lei ha una fobia particolare che è un buco sulla testa, Sai lei che si sente un buco sulla nasci, testa. Quando nasci, i bambini fontanella. hanno la fontanella. Esatto. E io me la sento ancora. In che senso te la senti Cioè, ancora? nel senso che non mi sembra che la mia testa, il mio cranio si sia rimarginato E quindi tu pensi correttamente. che esca il Allora, cervello? diciamo che se tu mi schiacci qua, No, non lo mi faccio. fa senso. Ah, ok. E mi pare e mi devo chiudere. Un po', no, aspetta, Sofia, è un po' come il discorso dell'ombelico che pensi che si apra, no? Ecco, per lei è la No, stessa non roba. sapevo nemmeno questo. Ah, è uguale che lei è quella. Ah, che ce l'ha anche lei questa, Anche l'ombelico? Anche l'ombelico. Ah, ok. Io e te siamo normali, Tu cosa hai paura che ti Di si niente. apre? Taglia, taglia.
Puntata esplicita. sto male. Ok. Riassestamento. Allora, rilassiamoci perché stiamo un po' perdendo le staffe. Ma Insegnaci una posizione di yoga. Che così ci rilassiamo un attimino. Ok, allora le posizioni che si prendono con le mani di Ok. solito si chiamano mudra. Mudra, ok. Mudra. Questo ad esempio è un mudra. Ma i piedi devono stare in un modo specifico? Gambe incrociate. Ok. Quindi ci sono già? Sì, colonna eretta. Questo è un problema per me. Indice che tocca insomma Sì, quel postrello. la prima falange. Ah, ok. E niente, basta, l'appoggi sulle... Madonna, siamo bravissimi. Perché i mudra dovrebbero essere delle canalizzazioni dell'energia. Ah, Esatto. wow. Per esempio anche questo è un mudra. Anche questo è un mudra. Dai, ma davvero? Non è un mudra, palesemente. No, ma faceva ridere. Taglia un'altra che... Anche questo faceva straridere. Che sbrego. No, vabbè, però ci sono tutti questi mudra e questo qua è il mudra, ce ne sono tantissimi. Ok, figo. Vabbè, voto? Ah, Su di siamo noi? stati bravi? 10. Ah, ecco. Ah, Vedremo la lezione che faremo più completa, se ci dai ancora voto 10. 0. 0. Ma che cosa ti ha dato effettivamente lo yoga in più rispetto agli altri sport? La connessione con me stessa completa, cioè anche negli altri sport comunque, sì, ho sempre fatto sport in silenzio perché comunque il nuoto Muta, sei sì. muta con te stessa, il tiro sei muta con te stessa, con le cuffie e tutto, non senti quello che è circostante. Però lo yoga mi ha dato la possibilità di veramente stare con me stessa, Ok. indipendentemente da quello che sto facendo, e rimanere in ascolto, che è difficilissimo, nel senso che è più difficile ora se ti dico di chiudere gli occhi e rimanere immobile, rispetto che parlare per un altro 20 minuti. Beh, sì, assolutamente. Quando tu ti fermi e rimani in silenzio con gli occhi chiusi e devi rimanere immobile, la tua mente inizia a pensare e il tuo cervello va tipo inizialmente, quando non sei abituato a meditare anche, va tipo in protezione e quindi ti crea dei pruriti, dei fastidi. è Ti fa girare, È no, vero. devo fare qualcosa, perché non siamo più abituati a stare in silenzio. E non siamo più abituati, c'è stato uno speech bellissimo che fece Dario, il ragazzo di Marketers, al Marketers, dove disse che noi non siamo più abituati ad annoiarci. Perché Sì. effettivamente quando ti annoi cosa fai? Sei in fila, non lo so, a ordinare qualcosa, prendi il telefono. Sì. Sì. È Oppure vero. sei nel divano, non sai cosa fare, accendi la TV, Certo. leggo un libro. Comunque non si è più abituati. Sto guidando, ascolto un podcast, Sì. continuate ad ascoltare i podcast. Soprattutto a ciaccoette. Esatto. Esatto, però non siamo più abituati ad annoiarci. Eppure le idee geniali e la scoperta di se stessi vengono dalla noia. Sì. Mhm. Vengono da dire, ok, mi fermo e mi annoio con me stesso. Ed sarebbe una cosa molto importante. E più o meno è il concetto della meditazione, stare Ma con quindi se stessi. finché mediti, Sì. cioè devi eliminare tutti i pensieri? No, Ok. cioè devi accoglierli. Ah, li devi accogliere. Nel senso che adesso provo a farti un esempio, non pensare al cavallo bianco di Napoleone. A cosa stai pensando? Al cavallo bianco di Napoleone. Quindi se tu dici non devo pensare, 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 il tuo cervello troverà qualcosa a cui pensare. Sì. E quindi semplicemente una tecnica anche meditativa è accogliere i pensieri, oppure osservare che arrivano, quando mi sono accorta che sto pensando ad altro, vedere che se ne va, e Ok. accettare il fatto che possono arrivare i pensieri e continuare comunque a rimanere e cercare di apprezzare quegli spazi tra un pensiero e l'altro. No, vabbè, adesso io Assurdo. voglio farla una lezione. Beh, ma quello indipendentemente dallo yoga, anche tipo su Spotify banalmente. Ok. Ci sono anche- tanti podcast che sì, fanno, sì. che fanno meditazione guidata. Ah. E quindi, boh, lo so, cerchi anche il mio se vuoi, perché ne ho uno. Hai un Ma hai un podcast? podcast? Ho aperto un podcast per meditazione. Vedi? Ma scusa, cosa aspetti? Madonna, aspetta,
Aspetta, piccolo spazio pubblicità, vai. Esatto. Non dovete chiamo- ascoltare solo Ciacquette, ma... Esatto, Lunarea. Mi chiamo Lunarea, sia su Lunarea Yoga, sia su i social, YouTube, che su Spotify e anche su Instagram. E su Spotify porto contenuti di meditazione e su YouTube meditazione adesso inizieranno anche delle video lezioni. E bello! sul mio canale Instagram porto anche un po' di frasi motivazionali, un po' della mia vita yogi. E cosa vuol dire lunarea? E allora, diciamo che stavo cercando da tantissimo tempo un nome, poi a novembre feci un teacher training in Sardegna di yoga, quindi un training per diventare insegnante. Sì? E praticamente proprio in meditazione mi è venuto degli spunti, ho cominciato a metterli su un foglio. Ed è un insieme di cose, perché la luna comunque è sempre stato associato al femminile. Ok. E poi lunare sono anche tutte le fasi lunari che c'entrano col femminile, ovviamente, anche col ciclo e eccetera. così via. E poi c'è la R di ritmo, perché io pratico tantissime pratiche somatiche di free movement nelle mie lezioni di yoga. Quindi e movimento c'è libero? ritmo, Ok. musica, esatto. Ok. E poi c'è la L che in realtà sta anche come luce, perché ho scoperto che se io sommavo tutti i nomi delle donne della mia famiglia, il significato comune era luce. Oddio. E quindi ho tenuto quello. Poi insomma un insieme di Ok, cose. ok. Esatto, è proprio una Figo, connessione di cose che ti ha bellissimo. portato al Il nome. nome Lunarea. Bello. E basta, quindi questo è. E quindi puoi anche in realtà la sera, non lo so, prima di addormentarti, provare a fare una pratica meditazione che in realtà ti concilia tantissimo il sonno. E Ascolterò il tuo podcast. Potresti Tu provare. ne avresti bisogno, Sì, io secondo ne me. avrei bisogno perché effettivamente ogni tanto, spesso faccio fatica ad addormentarmi. può aiutarti, Ah. che in realtà è meditazione, oppure puoi pure cercare anche pratiche proprio di yoga nidra, Ah. che è uno yoga che puoi fare anche disteso a letto perché devi stare immobile. Ok. Ed è una specie di meditazione guidata che ti porta appunto a Non lo rilassarti. sapevo. Sì. Bello. Bello. Stasera. Guarda, stasera ascoltiamo tutto, non ti preoccupare. Ascolta, c'è un giochetto da fare. Ok, Vai. giochiamo. Amo, l'hai preparato Ce tu il l'hai tu. giochetto? Ah, scusami, te lo passo. Te lo passo. Oh, là. Allora, Giochetto per la Sofi. Eccomi. esatto. Abbiamo preparato, ma in realtà ti ha già detto che ho preparato. Vabbè. Hai preparato i cicchetti, il gioco. Tutto io faccio. Tranne l'ultima rubrica. C'è coroscopo, ma di quello parliamo dopo. Certo. Allora, ho preparato questa ciotolina con dei bigliettini. Allora, siccome appunto ti conosco da un po', so all'incirca quali sport ok, hai fatto. E quindi su ciascun bigliettino c'è uno sport di quelli che tu hai fatto. Ok. All'incirca i principali, poi Ok. ovviamente non so, Ok. non li posso sapere tutti. Ok. E io ti chiedo di pescarne 3. Ok. E per ciascuno dire 3 sensazioni che ti rievocano. Ma solo fermarti la sensazione. Cioè dici proprio le 3 sensazioni, Sì, solo esatto. la parola. Ok, e ne pesco uno, dico, Sì, e fai pure così. Ok. Esatto. Tiro a volo. Allora, sensazione. No, una passione non è una sensazione. Sensazione, amore. È difficile sensazione. È meglio tre parole. Dai, facciamo 3 parole, dai. Sì, Ok. puoi Amore, scriverlo. Amore, sì. Passione, quindi. E la mia vita. Posso dire così? Vita. Sì, vita. Bello, vai. vai. Corsa. Aia. Se pareva. Rapporto travagliato. Ginocchio. E dolore. Oddio, Ecco. come ti capisco. Sì, il mio problema è il ginocchio nella corsa. Ti capisco perfettamente. Ultimo. Arrampicata. Moroso. È veneta la parola moroso? Sì. Fidanzato. Moroso. Connessione con la natura. Ok. Ok. E spensieratezza. Ok. Ci sta. Bello. Proprio giusto come descrizione di tutti e 3 gli sport. Ci è piaciuto, ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Anche a me.
Ci è piaciuto. Vuoi farne un altro? Adesso non so che altri sport c'erano. E allora falli tutti. Dai, sono curiosa, sono troppo curiosa. Aspetta che metto giù questo microfono. Tanto. Vabbè, yoga, e, consapevolezza, e yoga unione, anche, e scoperta di se stessi. Ok. Nuoto, infanzia, come si dice tipo sentimento primordiale, nel senso tipo una cosa... Istinto. Istinto? No, No. più che istinto è tipo una cosa che viene da dentro, come si dice? Tipo... Innato. Sì, innato, ok, innato. Mamma mia. E, Anche perché mi stai guardando me, ma io sono proprio la persona poco adatta per queste cose, veramente. e nuoto poi... la terza è difficile adesso. Acqua. Acqua. Vai. H2O. H2O. Per essere più professionali. Ok. Mi sa che è il tuo turno, tesoro. Adesso è il mio turno. C'è ovviamente la rubrica migliore del podcast. Peggiore, lo dirò sempre. Vabbè, che è il ciacoroscopo. Ma lo fai sul mio? No, adesso ti spieghiamo bene, Ah. Quindi adesso è arrivato il momento del ciacoroscopo. Ciacoroscopo. Bene ragazzi, allora Sofia, adesso c'è la rubrica migliore, ovvero il ciacoroscopo. Che cosa diciamo? Banalmente diciamo il segno zodiacale più fortunato dei prossimi 15 giorni. Ok? Che è? Tu che segno sei? Pesci. Non è pesci, mi Sono dispiace. Sfigatissima. Soprattutto nei prossimi 15 giorni, se oggi dovrebbe essere il 14 di febbraio, Per 15 giorni. è il mio compleanno, oltretutto, Ecco. in questi 15. Cioè, sono proprio sfigata. Sì. Ok, ottimo. Il segno zodiacale più fortunato dei prossimi 15 giorni è l'Ariete. Cari Ariete, l'energia non vi manca e in questo periodo lo sport diventa il vostro alleato numero 1. Ottimo momento per iniziare una nuova attività, migliorare le prestazioni o rimettersi in movimento. Ecco, quindi muoversi avanti. Muoversi avanti. Determinazione alta, corpo reattivo e voglia di superare i vostri limiti. Il consiglio: ascoltate il fisico e trasformate l'impulso in costanza. Ah, così, lanciato. Sì, proprio. insomma, sono felicissimo che l'Ariete sia il segno zodiacale più fortunato dei prossimi 15 Che giorni. l'Ariete si muova. Avanti su, fare sport. Via, veloci. Che non c'è tempo da perdere. Bene, Sofia, grazie per essere stata qua con no, noi. grazie. Cosa c'è? Cosa manca? Io devo chiederti una cosa prima. Aia. Cosa c'è? Ti metto alla prova adesso. Aia, cosa No, c'è? aiuto! Era uno scherzo. No. Devo solo chiederti una cosa. Ok. Volevo dare ai nostri spettatori un suggerimento. ok. Vorrei che tu lo dassi. Lo dessi. Lo dà. Questo è un mio dubbio perenne. Vabbè. Dillo in veneto. Che tu lo dia. Allora vorrei che ti Non è tedessi. veneto. Vorrei che ti tedessi un consiglio Ok. a chi che si approccia per la prima volta Ok. allo sport. Ok. Così concludiamo Ok, in bellezza. potrei dire una cosa Vai. bella. Ok, il fattore 1%, nel senso, Cioè? meglio l'1% di qualcosa che 0. Quindi, se oggi tu vuoi mantenere un'abitudine, Ok. meglio anche solo 5 minuti rispetto che 0. Come hai fatto tu? Esatto, Con lo quindi yoga. invece di dire non posso andare ad allenarmi perché dovrei sprecare un'ora, ok, va bene, 5 minuti Ok. e vedete che starete benissimo. Però io che se voglio fare così col nuoto, come faccio? No, Allora, sì. col nuoto un po', non so, fai 2 bracciate nel letto. No, non penso. Nella vasca. Non lo so. Ok. non lo so. Però magari trovo qualcos'altro Vabbè, da sì. poter Insomma, fare sì, in poco ti riempi tempo. la vasca e Esatto. basta, E fate sport perché vi fa bene. E non vedetelo come un obbligo, ma come qualcosa che faccia bene. Esatto. Mi raccomando.
E detto questo, Sofi, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi. Grazie a voi. Speriamo che tu ti sia divertita. Sì. Grazie, insomma, per aver condiviso tutte le tue esperienze. Noi, come al solito, vi salutiamo, vi chiediamo di condividere il podcast a tutti i vostri amici, mettere 5 stelle, condividere, ascoltarci anche tutte le altre puntate, insomma, di tutto e di più. E noi che cosa facciamo per concludere la puntata? Ogni puntata? Bisognava dire i profili Instagram. Ah, giusto, è vero. Allora, Sofi, di i tuoi? Ok, il mio profilo Instagram è Sofia_detta me e Lunarea Yoga, se volete seguirmi anche lo yoga. Ecco, perfetto. Io sono Mattia Malengo, quella lì è, vabbè, la Irene Battistella. La stronza della Irene Battistella. Noi come finiamo le puntate? Allora, finiamo le puntate dicendo cin cin a noi, a voi e a Ciacquette. Ok? Quindi Cin 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 a noi, a voi e a Ciacquette.